macerie in Turchia il corpo senza vita di Angelo Zen, 60enne di Maerne, di cui non si avevano più notizie dal 5 febbraio. La conferma è arrivata dal ministro Tajani. Se divento segretario cambio tutta la dirigenza nazionale. Stefano Bonaccini è arrivato nel pomeriggio a Venezia, dove ha anche visitato le fornaci di Murano. La ricostruzione di Odessa passerà per Venezia. L'annuncio del sindaco Brugnaro: le due città sono gemellate, la posizione, le competenze e le infrastrutture di Venezia ne fanno l'hub ideale, assicura, per il futuro del più importante porto ucraino. Dopo l'ennesima spaccata a Mestre, commercianti sempre più esasperati chiedono un presidio fisso. Al corteo per la sicurezza ci sarà anche il senatore del PD Martella. Collegamenti, acque difficili per tutta la giornata a causa della fitta nebbia a Venezia. Incidente nel tratto maledetto della A4, feriti e 4 mezzi coinvolti. Nonostante l'impennata del prezzo dell'energia e delle materie prime, il sistema Veneto ha retto. L'osservatorio della CNA disegna un quadro in cui molte aziende sono riuscite ad adeguarsi ai problemi incontrati. Dalla regione al comune, i palazzi veneziani aderiscono alla campagna Mi illumino di meno per sensibilizzare sul tema dello spreco di energia e spengono le luci. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Lo avete sentito dai titoli, purtroppo si sono infrante anche le ultime speranze di ritrovare ancora vivo l'imprenditore veneziano Angelo Zen, ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi senza vita sotto le macerie del terremoto in Turchia. Ad annunciare la morte del 60enne di Martellago è stato il ministro degli esteri Tajani. Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto a informare la famiglia e attraverso la nostra ambasciata in Turchia avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari. Con un tweet il ministro degli esteri Tajani ha dato la notizia che si sperava non arrivasse mai. Purtroppo è arrivata questa notizia che si sperava in una tutt'altra soluzione, invece purtroppo è stato comunicato che l'hanno ritrovato. Sinceramente c'era speranza, in quanto si vedevano anche durante i vari telegiornali che si trovano ancora delle persone in vita. Purtroppo Angelo non ce l'ha fatta. Il filo di speranza che Angelo Zen fosse scampato al terremoto in Turchia si è spezzato, ha commentato il governatore Zaia. Esprimo alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene il più profondo cordoglio del Veneto e mio personale. Per tutto questo tempo, ha concluso, abbiamo sperato in una soluzione positiva e ci siamo tenuti in contatto costante con il Ministero. Una speranza che si affievoluva di ora in ora. Cordoglio anche da parte del sindaco della città metropolitana, Luigi Brugnaro. Zen, 60 anni, era un tecnico industriale specializzato in macchinari per l'oreficeria e si trovava in Turchia per lavoro. Alloggiava nell'hotel situato dove si è verificato l'epicentro del sisma e che è andato completamente distrutto. In questi giorni la moglie, residente a Maerne, e i figli, a Romano De Zelino, si sono chiusi nel silenzio, ma la comunità di Martellago non ha mai smesso di sperare, anche pregando attraverso una veglia di comunità. Chiamerò la moglie per esprimere le mie condoglianze e quelle di tutta la comunità di Martellago. Sarà un momento di riflessione, da capire cosa si può fare, anche sempre comunque per non andare a turbare la privacy della famiglia. Adesso sì, la notizia è certa, però sicuramente va preso tutto quanto con cautela e pensato bene cosa si può fare e organizzare giustamente per una persona che è scomparsa, sì, per lavoro all'estero, però in una situazione abbastanza particolare. E terremoto questa mattina con epicentro in Croazia. La scossa è stata avvertita in tutto il nord-est. L'assessore regionale Bottacin spiega in Veneto l'area pedemontana ad alto rischio sismico. Alle 10.47 la terra è tornata a tremare. Il terremoto registrato in Croazia con epicentro nella parte meridionale dell'isola di Veglia ad una profondità di 10 km. Ma la scossa è stata avvertita in 282 comuni della nostra regione, maggiormente nel Veneto orientale. La magnitudo stimata è pari a 5.0. A Trieste diverse persone hanno lasciato gli edifici e si sono riversate in strada. Tanta la paura, numerose le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco. Ricordo, spiega l'assessore regionale alla protezione civile, che il Veneto è una zona ad alto rischio. Siamo un'area, direi un po' tutta l'Italia, ma per quanto riguarda il Veneto in modo particolare la pedemontana, tutta la fascia pedemontana dal Veronese fino a Vittorio Veneto e dal Pago sono zone
attraverso cui passa un'importante faglia e che sono zone, fra virgolette, a rischio più, anzi non fra virgolette, a rischio più elevato rispetto ad altre. Non si può vivere costantemente nel panico, spiega l'assessore Bottaccin, ma bisogna fare tutto quello che si può per arginare i danni in caso di terremoto. Io lo dico sempre, invito tutti quanti a verificare, per esempio, quando si acquista la casa, anche l'aspetto sismico. È una cosa che di solito non consideriamo, no? Guardiamo i consumi energetici, guardiamo l'estetica, ma spesso ci dimentichiamo di questo aspetto che invece è assolutamente importante. E poi è buona norma conoscere quelle piccole azioni che possono in alcuni casi salvare anche vite umane. Intanto rimangono impresse nella mente le immagini della devastazione dopo il terremoto in Turchia e in Siria. Dal Veneto gli aiuti sono già partiti. Noi ci muoviamo all'interno di un'organizzazione internazionale, continua Bottaccin, perché è l'Europa che sta gestendo gli aiuti. L'altro ieri siamo stati allertati. Abbiamo messo in campo una serie di aiuti che riguardano aspetti prevalentemente logistici e quindi letti piuttosto che moduli bagno, piuttosto che gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica ed altri elementi simili a questo. Voltiamo pagina, non c'è pace per i commercianti mestrini. Un altro negozio è stato preso di mira dai ladri e la richiesta di un presidio fisso è sempre più insistente. Ennesima spaccata a Mestre in Corso del Popolo, questa volta ad essere preso di mira dai ladri il salone di parrucchiere I Ricci. Ormai i commercianti, gli esercenti e i residenti sono esasperati. Anche in questo caso i danni provocati sono stati maggiori del furto subito. Hanno spaccato la porta, proprio divelta la porta, passando sotto a una griglia di ferro già messa all'esterno del portone, e quindi con dei calci sono riusciti ad aprirla e a passare sotto 20 centimetri dalla griglia che è di ferro, di acciaio, e sono passati e hanno creato solo danno, perché soldi non ne lascio sicuramente in cassa. Hanno praticamente aperto tutti i cassetti per trovare chissà cosa. L'unica cosa che hanno portato via è stato il computer, un computerino portatile. Il computerino più o meno era sui 700-800 euro, mentre la porta, il danno maggiore è proprio la porta, che deve essere di una certa consistenza, perché altrimenti anche le assicurazioni devono tutelarsi. Arrivando a costare fino a 5.000 euro per essere riparata. I due ladri incappucciati sono stati ripresi dalle telecamere, le cui immagini sono al vaglio dei carabinieri. Essi noterebbero, dice il titolare, delle somiglianze con i protagonisti di altri colpi simili in zona. La richiesta di commercianti e residenti alla base del corteo di protesta che si terrà il 24 febbraio è sempre la stessa. Fra noi, via Cappuccina e via Piave, ormai siamo arrivati a un punto che molti anche mollano, perché è veramente una guerra restare qui. Di conseguenza auspichiamo che qualcuno venga in un presidio fisso sulle 3 arterie principali di Mestre, che è appunto Corso del Popolo, via Cappuccina e via Piave, in maniera che un presidio anche tutta la notte, che sia esercito, carabinieri, polizia, la Civis, chi sia, ma che vadino in maniera per tutta la notte in via vai, su e giù per le strade. Vorremmo restare a svolgere il nostro lavoro, ma in sicurezza e senza subire danni, e quindi aggiungere ancora soldi alla tassazione, che è sempre più alto, all'Enel, che è sempre più alto, al gas, che è sempre più alto, ai contributi, che sono quelli che sono, a tutto quello che gli va dietro, e quindi qualcosa di più sicurezza anche per noi, insomma. E al corteo cittadino del 24 febbraio per chiedere maggiore sicurezza parteciperà anche il senatore del Partito Democratico, Andrea Martella. Questa della mancanza di sicurezza è veramente una tassa ingiusta, odiosa, che i commercianti insieme a tante altre si trovano a dover pagare. È molto importante la manifestazione che prima è stata ricordata, prevista per il 24 febbraio, alla quale parteciperò. Proprio l'altra sera ho incontrato una serie di associazioni e cittadini di Mestre, ho assicurato la mia presenza su questo tema
avevo anche presentato una mozione parlamentare. Si tratta di lavorare insieme al controllo e alla prevenzione e contemporaneamente alla rivitalizzazione economica e sociale, al decoro urbano, alla ripresa produttiva di aree così importanti a Mestre come Via Piave e Corso del Popolo. La politica con le parole di Stefano Bonaccini, arrivato nel pomeriggio a Venezia. Se divento segretario cambio tutta la dirigenza nazionale, ha detto Bonaccini, che poi ha visitato anche le fornaci di Murano. Voglio un PD, ha aggiunto, che ritrovi le sue radici popolari. Io se divento segretario voglio un nuovo gruppo dirigente, perché quello nazionale va sostituito, perde da troppi anni e rimane sempre al proprio posto. Serve un gruppo dirigente che abbia la voglia di consumare la suola delle scarpe, di andare dove la gente vive, lavora, studia, produce, si diverte, soffre. Stefano Bonaccini vuole voltare pagina, vuole un partito democratico che riscopre e riafferma le sue radici popolari, un valore ribadito anche nel giudizio severo che il presidente dell'Emilia-Romagna, candidato alla segreteria nazionale del PD, dà della finanziaria Meloni. Non c'è nella finanziaria un solo provvedimento a favore di precari, deboli, poveri, e io invece insisto che andrebbe tagliato il costo del lavoro. Per battere la precarietà la misura più efficace è quella di far costare il lavoro precario di più di quello stabile. Bonaccini è arrivato a Venezia, dove tra l'altro ha visitato le vetrerie di Murano. Non è vero che in Veneto non si vince o non si possa vincere, ha detto, perché non ci sono territori in cui la vittoria o la sconfitta siano impossibili. A Padova si è vinto alla grande, non è una banale piccola città. A Verona l'anno scorso si è fatta una vera e propria impresa con Damiano Tommasi. Abbiamo adesso un appuntamento a Vicenza, ad esempio, dove è tutt'altro che escluso che si possa tornare a vincere con un'ottima candidatura, giovane, una persona molto competente e preparata come Giacomo Possamai. In realtà è proprio in Veneto dove, perdendo nettamente alle regionali, si è dimostrato che invece si può vincere nei territori. L'ultimo affondo è dedicato alle polemiche interne al partito per aver definito Giorgia Meloni una persona certamente capace. Frasi peraltro citate fuori contesto, ha detto Bonaccini in un'intervista molto critica nei confronti della Premier. Posto che, secondo me, un principio di rispetto tra chi governa e chi fa opposizione è salutare la democrazia. C'è nel PD qualcuno, nel gruppo di gente nazionale, che preferisce battere la destra nelle interviste. Io ho dimostrato nella mia vita di batterla sempre, tutte le volte nelle urne, compreso 3 anni fa quando sembrava invincibile e interrompemmo in Emilia-Romagna una serie addirittura di 10 stravittorie della destra in 10 regioni. La ricostruzione di Odessa passerà per Venezia. Ad annunciarlo il sindaco Luigi Brugnaro. Le due città sono gemellate e la posizione, le competenze e le infrastrutture di Venezia ne fanno l'hub ideale, assicura il primo cittadino, per il futuro del più importante porto ucraino. Io ho fatto amicizia col sindaco di Odessa, grande personaggio tra l'altro, che ha in mano la città. In questo momento loro sono impegnati in una guerra. Però stiamo già pensando alla ricostruzione. Il gemellaggio tra Venezia e Odessa, città portuale sul Mar Nero nel sud dell'Ucraina, si era già concretizzato a novembre in un patto di collaborazione per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione di progetti educativi, turistici ed economici, oppure nell'aiuto di Venezia, ha ricordato il sindaco Brugnaro, a promuovere la candidatura del centro storico della città ucraina a patrimonio dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. Ma il discorso ora si allarga alla ricostruzione del dopoguerra. Qui abbiamo questa grande tradizione del restauro, della conservazione, che sarà un grande asset. Ma l'asset economico nasce poi nella ricostruzione del paese, e chi meglio di Venezia e di tutti i porti poi collegati, ma sicuramente sarà l'autorità portuale veneziana che proporrò, che sia in prima fila, per creare aree proprio che servono per l'arrivo dei mezzi che dovranno servire alla ricostruzione dell'Ucraina. Perché si andrà con le navi? Perché lì i binari sono a scartamento diverso rispetto ai nostri, per cui sarà con le navi che possiamo portare sia i mezzi per la ricostruzione sia i materiali. Brugnaro annuncia che il Comune di Venezia si muoverà di concerto assieme al Ministero degli Esteri, ma la posizione, le competenze e le infrastrutture di Venezia ne fanno l'hub ideale, assicura, per il futuro del più importante porto ucraino.
Noi porteremo le strumentazioni per ricostruire, da lì importiamo il grano, importeremo i materiali ferrosi che servono alle nostre acciaierie di Brescia, di Udine. È utile e importante questa cosa, per cui passa attraverso la cultura, ma un grande rilancio del paese. L'Italia si metterà, probabilmente sarà l'hub più importante europeo per poter andare in Ucraina. Se ne parlerà per i prossimi 20 anni. Si studia qua, si imparerà qua a fare economia, a fare architettura, a fare ingegneria, a fare tecnologia e poi si applicherà nel lavoro. Incidente questa mattina poco prima delle 8 lungo il tratto maledetto della A4 tra San Siro di Livenza e Porto Gruaro in direzione Trieste. 4 i veicoli coinvolti a causa della fitta nebbia. Ferita una persona di Udine, una di Pordenone, una di Fiume Veneto e una di Marcon. I rallentamenti erano stati segnalati già a Cessalto. All'improvviso c'è stato un blocco stradale che evidentemente ha provocato l'incidente. Sul posto gli agenti della polizia stradale con gli ausiliari del traffico e i soccorritori. E collegamenti difficili proprio a causa della nebbia per tutta la giornata di oggi anche a Venezia. La visibilità ridotta in laguna ha creato molti disagi, soprattutto per le linee acque di navigazione proprio nella giornata del Giovedì Grasso. Una fitta nebbia nel corso della giornata di oggi non ha concesso alcuna tregua fin dalle prime ore di questa mattina e ha così, almeno in parte, rubato la scena al carnevale nella giornata clou del martedì grasso, ovvero l'inizio del periodo più importante. Un muro bianco pesante ha creato disagi e interruzione alle linee di navigazione del trasporto pubblico di linea CTV. Quest'oggi ci siamo ritrovati avvolti da una fitta nebbia che per tutta la giornata ha compromesso la regolarità del servizio di trasporto pubblico di linea. Se dall'inizio dei servizi siamo riusciti ad assicurare servizi frazionati e dirottati, dalle ore 8 alle ore 12 la visibilità si è ridotta a meno di 70 metri e siamo stati obbligati a ridurre i servizi garantendo le sole spole per le isole e il servizio lungo il Canal Grande. È stato messo in atto quanto previsto dal piano nebbia del Comune in caso di visibilità ridotta. È rimasto invariato invece il servizio di ferrybot delle linee 17 e 11. Anche nei prossimi giorni la situazione potrebbe ripetersi. Le difficoltà oggi però sono state molteplici. Con grandi difficoltà anche i collegamenti per le isole dell'estuario e della Laguna Nord. Nel primo pomeriggio la situazione sembrava volgere al meglio, invece abbiamo avuto un ulteriore peggioramento per cui tuttora stiamo procedendo al frazionamento con i collegamenti solo con le isole, con le spole e il percorso lungo al Canal Grande. Speriamo la situazione migliori, altrimenti sarà veramente una giornata molto complicata per il servizio pubblico di linea. I carabinieri della motovedetta di Chioggia hanno sequestrato 400 kg di vongole di mare. Verso le 3 di domenica notte avevano notato rientrare in porto una motopesca con l'equipaggio che sbarcava dal peschereccio diversi sacchi traforati con i molluschi, caricandoli su un furgone in sosta lungo la banchina. A quel punto i carabinieri sono intervenuti. Il comandante ha esibito la documentazione prevista, ma avendo sbarcato le vongole anticipatamente rispetto all'orario minimo di inizio operazioni stabilito alle ore 8 e al di fuori dell'area consentita del punto di sbarco molluschi, è stato multato con una sanzione di 2.500 euro. Le vongole di mare sono state sottoposte a sequestro amministrativo e rigettate in acqua per il ripristino del ciclo vitale. Nonostante l'impennata del prezzo dell'energia e delle materie prime, il sistema veneto ha retto. L'osservatorio della CNA regionale disegna un quadro in cui diverse aziende sono riuscite ad adeguarsi ai problemi incontrati durante l'anno. I dati dimostrano che il sistema veneto delle piccole imprese ha comunque dimostrato resistenza, capacità di resilienza, come si usa dire adesso in questo periodo, perché nonostante le difficoltà, come si diceva, nonostante questi elementi esterni che vanno a impattare sull'attività delle aziende, comunque sono riusciti a riguardare il proprio interno, anche il sistema produttivo, per gestire al meglio i costi e quindi per poter rimanere attivamente nel mercato. Inflazione all'8,5%, aumento del 143% dell'energia elettrica e del 137% del gas naturale. Dopo la crisi del Covid, gli ingredienti per una nuova tempesta economica c'erano tutti, eppure, secondo l'Osservatorio Economia e Territorio della CNA, il sistema delle piccole e medie imprese venete ha retto.
Le difficoltà non mancano, ma il quadro generale è meno peggio di quello che ci si aspettava. L'export, poi gli investimenti, anche il PIL stesso ormai è tornato ai livelli pre-pandemia, e mentre per quanto riguarda un fattore importante per l'economia veneta come il turismo, siamo sostanzialmente prossimi a raggiungere il livello del 2019. E le prospettive ci danno a livello macroeconomico un PIL del Veneto che è comunque in crescita nel 2023, dopo un dato tutto sommato positivo nel 2022. Ovviamente questa crescita è sempre in sospeso per gli accadimenti geopolitici. Una delle caratteristiche vincenti del Veneto è probabilmente la cosiddetta flessibilità d'impresa che hanno dimostrato soprattutto le piccole aziende, vale a dire la capacità di adattarsi alle nuove situazioni e adeguare la produzione. Nuove situazioni che non finiscono mai. L'ultima è lo stop dell'Europa alla vendita di auto a benzina e diesel nel 2035. Il Veneto è una parte molto importante della lavorazione dell'automotive, ma anche del campo dei servizi legati a questa filiera. Non capiamo per quale motivo sia fatta questa scelta di non andare dentro a una dinamica di neutralità tecnologica, perché sappiamo che alla testa e alla coda di tutto questo processo noi non governiamo, perché la Cina sicuramente avrà un'azione dominante e da questo punto di vista dobbiamo capire come Europa come ci posizioniamo. I palazzi veneziani aderiscono alla campagna Mi illumino di meno per sensibilizzare sul tema dello spreco di energia. La regione spegnerà le luci dalle 20:30 alle 21:30 di Palazzo Balbi, un segnale per dimostrare l'attenzione alle tematiche legate al risparmio energetico e alla razionalizzazione dei consumi, ha spiegato l'assessore regionale Francesco Calzavara. Anche il Comune di Venezia aderisce all'iniziativa spegnendo le luci sulle facciate delle procuratie vecchie e nuove, i proiettori che illuminano Piazza San Marco e la sua basilica, oltre che a Farsetti. A Mestre saranno spenti i punti luce posti centralmente in Piazza Ferretto e quelli che illuminano il municipio e la torre civica. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader. Bentrovati al meteo. Alta pressione non stop, clima eccezionalmente mite e assenza di piogge. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 17 febbraio. Sul Veneto di mattina avremo nebbie anche fitte e localmente persistenti un po' per tutto l'arco della giornata. Cielo nel complesso poco nuvoloso sui restanti settori. Questa combinazione favorisce lo smog che resta così imprigionato negli strati più bassi dell'atmosfera. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece tra i 7 e gli 11 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo da nuvoloso a coperto per nubi basse inizialmente. Su bassa pianura e costa al mattino saranno probabili foschie o banchi di nebbia, più sole invece a seguire. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove in cielo si alterneranno sole e nubi con addensamenti più consistenti, specie sui settori settentrionali della regione. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 14-16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. A Venezia per le tue compravendite Venis Immobiliare Cera, agenzia leader.